Buonasera e benvenuti alla presentazione del libro di Elena Dal Forno, La cucina crudista alcalina. Ho visto poi all'interno del libro parli di un sacco di teorie scientifiche, di dottori, cioè dacci un po' una panoramica di quello che contiene. Buonasera a tutti. Cosa significa alcalino? Significa uno stile di vita che rispetta il pH del sangue. Noi viviamo, cioè possiamo vivere, possiamo muoverci, respirare, fare tutto quello che facciamo grazie a un pH del sangue che sta in un range che va tra 7,4 e 7,5, quindi leggermente alcalino. Tutto quello che noi facciamo, cioè è una scala di valori che va da 0 a 14. 0 è acido, completamente acido, e 14 è completamente basico. Quando il sangue si sposta da questo range di valori, noi andiamo verso la malattia. Quindi più mangiamo cose che spostano questo equilibrio, più andiamo verso la malattia. Non ci andiamo subito, naturalmente, ci andiamo nel tempo, perché spostando questo equilibrio andiamo a chiedere al sangue di tamponare questa, come si può dire, questo incidente di percorso che noi facciamo mangiando male. E quindi il sangue cosa fa? Tampona con degli ioni, per esempio lo ione calcio, per esempio lo ione sodio, per esempio lo ione ferro. Quindi va a rubare dal corpo questi ioni per andare a riequilibrare quello che noi sbagliamo mangiando. E quindi uno stile di vita alcalino significa uno stile di vita che rispetta questo pH del sangue, quindi noi non andando mai ad interferire con l'equilibrio del sangue, abbiamo l'energia, la vitalità e soprattutto rispettiamo il normale funzionamento della nostra macchina. Per cui che cosa succede? Non andiamo né a rubare né a spostare questo equilibrio, ma andiamo semplicemente a integrare, eventualmente ci fossero delle carenze, con sali minerali completamente, diciamo, assimilabili per il nostro corpo, perché fino a 42 gradi, che è la temperatura alla quale noi serviamo i cibi, tutti i sali minerali si mantengono intatti, per cui ogni volta che noi mangiamo crudo fondamentalmente stiamo semplicemente rispettando ciò che c'è. Sì, ci sono una cinquantina di ricette molto semplici, diciamo, per la casalinga di Voghera, per cui qualcuna con l'essiccatore, qualcuna senza, mettiamola così. La cosa molto bella poi è che rispettano anche le stagioni, no? Sì, rispetta la stagionalità, sì, cioè, quando lo trovi nella miglior certo, maturazione. E soprattutto sono ingredienti che trovate in Italia, ecco, non sono ingredienti